Città dei Tacconi, l'ha nominata Tiozzo parlando di Chioggia in Consiglio Comunale ieri sera, sottolineando che il selciato in entrambi i centri storici, Chioggia e Sottomarina, è ridotto al degrado. La mancanza della ZTL, la possibilità per i camion, soprattutto quelli dei banchi del mercato il giovedì, sono tra le motivazioni che vedono le condizioni del selciato peggiorare giorno dopo giorno, ma degrado dovuto anche alla presenza dei rifiuti che dovrebbe essere ritirata più frequentemente visto l'incremento delle attività commerciali e dei turisti. Questo, la mancanza dei parcheggi, la mancanza di un servizio di trasporto pubblico decente, la mancanza di manutenzione straordinaria, sono tutti motivi che stanno portando al degrado la città, ha affermato il consigliere, invitando l'amministrazione a metter mano a quei 66 milioni di euro destinati ai lavori legati alla legge speciale per Venezia e Chioggia, per cominciare la serie di interventi straordinari per rimettere in ordine la pavimentazione. Per la fondamenta che porta dal traghetto al Mosella sul lungo Lusenzo Sottomarina da 2 anni sono fermi 750.000 euro. Come si fa a insegnare ai bambini a voler bene alla città se la stessa amministrazione non sembra attenta e sensibile a tali problemi, ha affermato Tiozzo, invitando l'amministrazione sì a fare importanti investimenti per lo stadio, ma a farne altrettanti per la città, dando il via a una serie di manutenzioni straordinarie che la città merita. Serve un piano di investimenti per la manutenzione straordinaria, ha ribadito Salvagno, facendo notare che sono molte le segnalazioni di danni a causa di cadute dei cittadini per il dissesto in cui si trova la pavimentazione. Sono previsti interventi, ha ribadito l'assessore, da qui fino al 2025, ma quello a cui l'assessore ha voluto dare risalto è la volontà da parte dell'amministrazione di mettere in atto un regolamento a tutela del comune nel caso in cui vada manomesso il suolo, prevedendo cauzioni per le ditte inadempienti. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.